Non si conosce ancora in Veneto, dove la prevalenza dei nuovi positivi deriva dalla variante Delta, ma le autorità sanitarie hanno alzato la guardia nei confronti della nuova variante del Covid-19, la variante Omicron. Per questo, da circa una settimana, su input della Regione, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS Otto Berica ha preso in carico 5 connazionali residenti nel territorio di competenza rientrati dal Sudafrica, stato dove la variante si è pericolosamente diffusa o arrivati in Italia dopo uno scalo in Sudafrica. Attualmente sono negativi, stanno bene, osservano però precauzionalmente un periodo di quarantena, per cui per il momento possiamo dare un'informazione di tranquillità. Può essere che questa variante sia maggiormente contagiosa, ma non è ancora provato che dia una malattia grave o che non sia fronteggiata dall'argine vaccinale. Messaggio rassicurante quello che arriva dalle autorità sanitarie, che ricordano ai vicentini, in vista del 6 dicembre, che non serve prenotazione per chi volesse fare la prima dose di vaccino. Al fine di favorire al massimo chi desidera usufruire in questo momento dell'inizio vaccinazione, l'unico accesso libero, lo ripeto, è per le prime dosi. Possono presentarsi negli orari di apertura dei centri. Tutte le altre dosi booster invece è preferibile e l'entrata viene concessa appunto su appuntamento, proprio perché altrimenti si creano assembramenti e fraintendimenti con la popolazione.